sono due e sono tre. Mi copio il link. Ok, penso che stia andando tutto tranquillamente. Allora, ok, allora, buonasera a tutti. Mentre aspetto che i ragazzi mi facciano un attimino sapere chi viene, se qualcuno viene, se non vengono, se vengono. Nell'attesa di qualunque notizia, noi iniziamo un pochino qui. Allora, due regnanti sono morti, però sono riuscito a sbloccare un po' di potenziamenti e varie, quindi questa zona è un pochino difficile, però abbiamo sia il potenziamento con le pietre che quello avanzato. Quindi riusciamo a fare delle belle costruzioni. C'è sempre il problema delle monete, però ok. Allora, ste spade. Riusciamo a farne un'altra. Una già ce la sono presa. Allora, devo tornare indietro. Più che altro qua devo vedere obbligatoriamente di prendere le gemme. Avevo le gemme ma me le sono fatte. Oddio santissimo, che cos'è? Ragazzi, catapulta subito. Subito. No, no, che fai? È brutto. Minchia. Attenzione. Però se gli vomiti addosso i nemici, c'è un problema dopo. Vai così, suavemente. Minchia, lo stanno sfondando. Mi sa, mi conviene morire con questo regnante e rifarmi i livelli. Però per sbloccare quei potenziamenti mi serve per forza avere le gemme. Dai, dai che ce la facciamo a resistere, dai. Domanda, di qua è così, dall'altro lato? Sai che mi hanno abbattuto tutto? Ah, voi a venire un pochino più avanti, no, eh? Cacci vostri. Allora, qua abbiamo i super torrioni, quindi dobbiamo stare un pochino tranquilli. Di qua invece hanno tenuto. Ok. Quindi il grosso è arrivato dall'altro lato. Dobbiamo pure subito rimettere a posto di là. Ragazzi, datemi tutti i fondi possibili se ce li avete. Minchia, mi stanno buttando giù tutto. Vai. Questi vanno giù proprio come il pane. Porcaccia la miseria. Almeno uno morisse. Grazie mille. Grazie. Grazie, veramente grazie.
Oh, se muori anche tu. Che se no abbiamo grosso guaio a Chinatown. Cacca, 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 tanta cacca. Puoi morire per piacere. Ragazzi, servono arcieri. Ok, è morto anche l'altro. Ottimo, ottimo. Allora, mo c'è da ricostruire. Allora, facciamo questo qua. Dai, dai, dai. Facciamoci qualche altro artigiano del martello. Ok, mi serve che tornino subito tutti al lavoro. Qualcuno l'avevamo perso, però. Allora, oh, bravissimi. Bravi, sì, 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 bravi. Allora, per stanotte accampiamoci di là. Poi risaliamo. Perché c'è moltissimo spazio tra le due torri. Deve essere un pochino più ostica come zona, giustamente. Devo sbloccare pure questa. Bravi, bravi. Dai che sono tutte monete qua. Allora, vediamo dall'altro lato nel frattempo se hanno fatto qualcosina. Tu? Niente. Le famose coppole. Tu? Niente. Fortunatamente non è morto nessun agricoltore né altro, quindi qua siamo messi bene. Allora, mi conviene subito fare qua, almeno così hanno l'appoggio. No, non lo possiamo fare. Si poteva pensare di farlo, e invece... Ok, adesso lo possiamo fare. Almeno restano fissi qua e generiamo più facilmente qualche moneta. Allora, ottimo. Ok, tu qua sei messo bene. Io ancora devo capire tu cosa fai, ma va bene anche così. Allora, ok, adesso dobbiamo ricostruire di là. Fatemi tutto. Che non solo ricostruiamo, ma vediamo anche di mettere la fortezza, quella massima. Vai così, vai, 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 corri, 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 corri. No.
Non mi conviene qua. Allora, voi mi convenite assolutamente, quindi facciamo così. Iniziamo a fermarci qua. Potenziamo di qua e di là e iniziamo a mettere un bel po' di arcieri. Allora, dobbiamo sperare solo di farcela con le monete. Ok, datemi i soldini. Ok. Ragazzi, veloci, veloci, veloci. Ci serve che almeno questo venga finito. Dai. Dai. Forza. Che devono anche salire le truppe, devono venire da Terracina. Ok, minchia, giusto in tempo. Allora, facciamone andare un paio. Ragazzi. Dove sono le truppe? Non vi avvicinate. Non vi avvicinate. Fermi tutti. Fermi tutti. Ragazzi. Ok, allora. Rifacciamo. E iniziamo a far salire le truppe fino a qui. Se no abbiamo lo stesso problema ogni volta. Allora. Tanto, di fondi ce ne abbiamo e a sto punto ce lo facciamo adesso il potenziamento. 23. Anzi, a sto punto facciamo doppio rinforzo qui. Che perdere qua è una rottura di coglioni pure ogni volta, sinceramente. Altro. Ok. Allora, la torre al momento la lasciamo così. Vediamo se riusciamo a far partire il potenziamento per la torre. Ottimo. Oddio. Sì, gli do prima la conferma di questo. Ah, ok, già qua è la versione definitiva. Va benissimo, ottimo. Allora, datemi le monete. Grazie. Allora, di qua siamo messi bene. Direi iniziamo a far fare pure la nave così come possiamo. Vediamo di andarcene. Qua mo saranno 1 miliardo di pezzi. L'unica cosa sarebbe tenere la nave pronta per partire, prendere i cristalli e tornarcene almeno nel mondo. Converrebbe fare prima l'isola dove sblocchiamo il potenziamento per le torri. Così almeno dovremmo riuscire a durare un pochino di più. Ok, voi salite.
Ok, a sto punto rafforziamoci pure a destra e mettiamo sacco d'arcieri ci servono. Agricoltori al momento dovremmo... Meh. Altri due, come c'è la possibilità, vediamo di riempire qualche slot. Ecco, così, così. È così. E adesso ci controlliamo un pochino cosa è successo nel lato destro. Ok, allora, iniziamo a far sparire queste qua. Meno resistendo il più possibile. Dovremmo riuscire a farcela. Allora. Ok, di qua tutto tranquillo. Qui si lotta. Ok, grazie ragazzi. Allora, iniziamo qua. Facciamo pure questo. E togliamoci un po' di alberi da qua. Ok, esploriamo un po', vediamo com'è la situazione. C'è il portale? No, dobbiamo un pochino avvicinarci. Voglio andare un pochino oltre e rischiare, ma non da così lontano. Allora, cittadini da quali prendiamo? La torre... la torretta più che altro. Qua la stiamo facendo. Abbiamo le pietre. Già è cosa buona. Ok. Salite tutti di qua. E vediamo di avanzare un pochino di qua. Ok. Allora, togliamo tutti gli alberi qui. Qua iniziare ad avere qualche arciere non sarebbe male. Vai, togli tutto, togli tutto. Allora, qualcuno venghi qua. Ok, vai, vai così, vai così. Difese non ancora. Inutile salire fino a qua. Se uscisse pure l'ultimo potenziamento sarebbe ottimo. Ok, facciamo fine qua. Ottimo. Dai che ce la facciamo giusto giusto. No, neanche per il pene. Va bene. Ok, questo è un grandissimo azzardo, questo qua. Questo è proprio grosso. Ma vi posso far guadagnare proprio pochissimo. Difatti. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Tutti indietro. Tutti indietro.
Tornate. Tornate. Ragazzi, non ho più monete. Non ho più monete. Eccala. Eccola. Eccola. Prendi corona. Ok. Madonna mia. Allora. Torniamo indietro, raccogliamo risorse e arcieri come se piovesse. Grazie. Allora, ne è stato preso solo uno. Mettiamone un altro. Andiamo a raccogliere un pochino di fondi da quest'altro lato. Allora, fondi. Cittadino. Che è ottimo. Proviamo giusto un attimo di qua. Mettiamo qualcos'altro nella barchetta. Corri, varchetella, corri. Vai. Allora. Tenere sempre pronta la via di fuga. Ben raccolto. Ok, ottimo. Ottimo così. Allora. Fatto. Uno. Una la facciamo. Almeno così potenziamo i cavalieri. Qui non c'è niente, ok. Ci conviene far passare la notte e iniziare subito a potenziarci qua, possibilmente al massimo. E iniziamo a salire da quest'altro lato. Lancieri ce li ho. Aspetta, se ne è sbloccato uno. Vai così, vai così, vai così. Ok. Allora. Cala la notte. Ragazzi, fateli fuori subito. E iniziamo subito a potenziarci. Non arrivano? No, arrivano, arrivano. Ok, finiti. Allora. Subito qualcuno qua. Facciamoci anche la fattoria a sto punto. Eccovi qua, ragazzi. Eccovi qua. L'assalto è stato brutto prima. Ok, potenziamoci qua al massimo.
Allora dovremmo tornare indietro e poi tornare qua. Mm. Mm. Allora, mi ha scritto Stefano, poi dopo lo rispondo con calma. Ragazzi, devo aspettare per forza voi. Vai così, vai. Ok. Fatemi il potenziamento, quello forte. Avete tutta la giornata. Facciamo anche la torretta di qua. Ok. Allora. La torretta è buona, ma... Punto intermedio da aggiustare. Fattoria da fare che se si muovono possono stare pure un pochino più larghi, quindi non dobbiamo fare i chilometri ogni volta per recuperare qualcosina di soldi. Vedi qualcosa? Fate un bel po' di cose. Ma sì. Allora, ragazzi, innanzitutto ce ne sono altri due. E vabbè. A sto punto. E ci mettiamo tranquilli. Quindi io direi... No. Due martelli io li metterei. Tanti altri arcieri. E anche altri quattro fattori. Così. No, due. Due. Ok. Allora ottimizziamo un pochino le fattorie di qua, perché sennò... Perché ce n'era una in zona lì. Ok, in caso di emergenza ce ne andiamo. Allora, te ti prendo. Qua va proprio aggiustata subito. Cioè, potenziata più che altro. Ok, voi di qua dite che è tutto tranquillo. Ok, visto che è finita pure la notte, a sto punto... questo è ottimo. Dai, dammi le gemme. Dammi le gemme. Non mi dà le gemme. Allora, a sto punto, perché no? Ci puliamo tutta la zona qui e vediamo anche di fare quest'altra torre. Torre e torretta insieme, perché sennò non credo che reggerà tantissimo. Allora, iniziamo a prepararci la zona soltanto di qua. Ecco, così. Togliete tutto.
Così. Allora, voi due. Poi Pierluigi. Allora, è un giochino un po' particolare che a me rilassa molto. Praticamente dobbiamo conquistare il regno. C'è questa valuta, abbiamo queste monete d'oro. Dobbiamo gestire un pochino il tempo e le risorse che abbiamo cercando di non farci sconfiggere la notte dalle orde che tentano di prenderci la corona. Guardalo un po' così capisci subito come funziona. Mi credi? Mi rilassa tantissimo. Tutto bene Pierluigi? Allora, io adesso con le monete sto potenziando le mie difese, che sono riuscito a trovare vari potenziamenti e quindi sto... Visto che più passano i giorni, più diventa difficile, sto iniziando un pochino a potenziarmi le difese seriamente. Che cosa hai per me, Pierluigi? Cosa c'è di nuovo? Luigi, Pierluigi, 2 giorni. Oggi Steam ha detto, ehi, c'è il preload da fare. Subito, fatto, a posto. È andato. Già è sul PC una parte, poi giustamente per decomprimerlo e finirmelo tutto non è ancora possibile. 30 giga già scaricati. Allora, continuando a volermi espandere a sinistra, ma più che altro mi servivano monete perché costruttori ce li ho. Ok, una notte normale, quindi... Mm. Sì, ce l'ho presente. Il sogno della mia vita è andato in frantumi. Certo, come che ce l'ho presente? Ah, ah. Ok, venite qui. Costruttori, accorrete. Cioè, tu c'hai il gioco che vedi... No. Ah, Pierluigi, Pierluigi. Ti volevo mostrare una recensione divertentissima che hanno fatto su di esso. Mandala subito, immediatamente. Me la leggerò con sommo piacere. E grosse risate, aggiungerei. Allora, è una torretta a posto. Forza ragazzi che il tempo scorre. Ok, sali di livello. Va là che è bello il mio esercito. Eravate delle merde. Guarda come siete diventati forti. Allora, facciamo anche qui un pochino meglio. Devo dare subito il comando per la torre e andare a prendere risorse. Ok. Giusto, giusto. Corri, corri lucertolone, corri. Corri, fai presto, non ti stanca. Ci siamo quasi. Sono spariti i fattori. Merda. Non posso neanche sbloccare questo. Monete, monete, monete. Sì, grazie. Allora. Torna subito indietro. Ecco, si è stancato. A posto, ottimo. Vai, 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 vai. No, no, fermi, fermi. Dove andate? Venite qua. Ma ok, che io me lo vedo dopo così a soddisfazione. Per il resto che si dice per Luigi? Come è andata la giornata? Il piano è miseramente fallito. Vabbè, almeno la catapulta è salita.
E poi ci pensiamo là. Allora, prendiamo un altro signorino. E adesso andiamo ad attaccare il lato destro, che da un po' che non ci andiamo. Ok, qui ci sarà proprio... sì, sì, sì. No, non cadete. Ecco, se cadono le monete dal borsellino, sono perse. Allora, quindi investiamole un attimo qua e ne prendiamo altri tre. Ora, arcieri a ghiosa. Tutto bene per fortuna, ma sono certo di godere il video. Non spasso. Fantastico il fatto che il blast della protagonista è così potente. Mamma mia. Ah, cioè, veramente, Pierlui, resto senza parole leggendo queste cose. Ah, cioè, è un rigore a porta vuota. Come fai a sbagliarlo? Cioè, come fai a metterti sulla strada per? Allora, 29. Mo tra un po' iniziano i cazzi. Allora, qua siamo messi bene. Calmi, calmi, no, che me li fate buttare tutti. Fermi, fermi tutti. Dobbiamo investire. Ora, se salissero tutti subito di qua, fare il doppio potenziamento e bafanculo. Tu sei il capomastro? Capocantiere? Va bene. Allora, come posso spendere questi soldini? Eh, costa ceppola di minchia a questo punto aggiungerei. Ok, vai su due fronti. Vai che stanno salendo, vai. Vai, tutta la squadra a supporto. Madò, se viene sto potenziamento siamo a posto. Sì, sì, altri soldi. O tanto niente. Forza. Ok. No, che fate? Staranno salendo gli altri? Ah, ok, almeno comunque bilancia questa qua, va bene. Ok, e là va bene così. Dai. Cacca. Ecco, è arrivato. Sì, sì, sono arrivati, sono arrivati. Pochino tardi però, ragazzi. Ci serve almeno a sto punto sta torre completa. No, questa qui. Poi riesco a trattenerli un pochino io con le monete. Allora, due le lascio a terra. Lavorate, lavorate. Lavorate molto velocemente, ragazzi, però. Ok. Pietra livello 1. Va bene. La squadra già è salita.
Sucate, suca, suca, suca. Ecco qua. Finiti già? Ok, risolto il problema. Allora, approfittiamo del tempo guadagnato di notte e iniziamo a salire. Anzi, no, che iniziamo a salire. Aspetta, aspetta, aspetta. Fermi tutti. Fermi tutti. Che iniziamo a salire. Carica, ragazzi. Caricate proprio a mani basse. Sì, tutti e tre i plotoni. Vai, andate. Qua ci facciamo la torre quella grossa. E abbiamo un buon punto di difesa. Ecco, appunto, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Allora, ci dobbiamo preparare al meglio. Vai, vai, così che siete pure più forti. Vai, così, sì, sì. Sì, sucate, suca. Suca, sì, guarda che velocità. Ok, così ne arrivano di meno. E già questa è una cosa buona. Ottimo. Allora, ragazzi, dovete solo finirmi il portale. La torre. Ok, è quasi finita. Ottimo. Dai, dai. Ottimo, così riusciamo a fare tutte e due le cose. Oh no, c'è un problema. C'è un problema. C'è un problema. C'è un problema. Lui va in retromarcia. Va bene. Ci sono pure quelli volanti. Porca la miseria. No, no, che fa? Imbecille scarioto. Donna, questo è un assalto normale. Io mi preoccupavo della notte rossa. Mortacci vostri. Dai, 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 dai. Non mollate, non mollate. Resistete. Stanno iniziando a si fare un pochino più difficili. Ah no, aspetta, questa è la notte rossa. Che cazzo sto dicendo? Vabbè, fino a qua siamo difesi abbastanza bene. A sto punto, portiamoci avanti qua. Così vediamo di guadagnare un altro po' di tempo. Per Luigi è simpatico come titolo. A me rilassa. Anche tirare un pochino i morti in alcune situazioni, però. Anche perché è uscito il nuovo DLC. A sto punto, appena c'ho la possibilità, oppure nei prossimi giorni, lo prendo pure. Allora, tu vieni in squadra. Voglio riuscire a controllare almeno la situazione di qua, se è finito o se stanno ancora lottando. Ma penso che stiano tranquilli. E la Madonna. No, non li buttare, non li buttare. Ok, due torrioni così. Ne prendiamo altri due. Di qua penso che è tranquilla proprio la situazione. Ok.
Ragazzi, qua tutto a posto. Ok, vabbè. Allora, a sto punto, visto che è tutto a posto, faccio fa. Potenziamento qua. Potenziamento qua. Teletrasporto. Cerchiamo di capire com'è la situazione di qua adesso. La vedo nera. Vai, 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 vai. Ok, loro sono arrivati qua. Ok. Ok, però la squadra sta tenendo. Ok, allora. Iniziate a fortificare un pochino qua e li rallentiamo un altro po'. Ragazzi, tutti in battaglia. Tutti. Mo' alcuni hanno perso l'attrezzo, quindi glielo dobbiamo ridare. E qua abbiamo risolto. Grande. Ok, non è andata malissimo. Poteva andarci 10.000 volte peggio. Allora, il punto adesso sta nel ricostruire, però. Voi avete qualcosa? Niente. Manco un fondo. I capitani sono ancora in vita. Ok. Ah già, perché mo stanno costruendo di là, è vero. Ok, ci fondiamo. E gli iniziamo a dire che possono venire di là dopo. Allora, saliamo un po' alla volta di qua, ma potenziamoci pure un attimino. Già quasi definitivamente. Facciamo uno. Facciamo due. E mettiamo qualche costruttore. Almeno così sono messi un pochino in giro e ci accorciamo i tempi di costruzione. Male non fa. Ok. Allora, io prima di tutto devo recuperare quelli là che sono stati attaccati. Penso che qualcuno sia caduto in battaglia, quindi... Vieni, 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 vieni. Ok, tu resta lì. Posto bello protetto, bello tranquillo. No, no, non fare la notte rossa, no, non la fare. Ragazzi, non è che veloce veloce. No, un'altra volta notte rossa, no. Dove andate voi due? Che vi ho messo a fa? Ragazzi, questa finisce male, eh. Io ve lo sto dicendo. Tornate indietro. Ragazzi, tornate indietro. Ecco. Abbiamo guadagnato giusto qualche secondo. Ok, vai, vai. Vai, vai, così. No, 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 no. Ok, si è ciullato un arco. Va bene. Vaffanculo. Corona, corona, corona. Ok.
Merda, brutto, 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 brutto. Dobbiamo subito ripristinare di qua dopo. No, gli agricoltori no. Va bene, nessun problema, nessun problema. Fondi e ci buttiamo subito a destra. Anche perché di qua sono rimasti tranquilli, quindi. Allora. Facciamo uno. Ok, allora. Questo ricordo che era stato perso. Ne mettiamo due. E mo dobbiamo ricominciare un attimo a risalire e a recuperarci quelli che abbiamo perso prima. Allora, ricostruire subito qua. Vieni. E ricostruire subito qua. Forni. Ce la fai? No, fino a qua non la vede. Ok, dispersi qua non ce ne sono. Va bene. Allora, tu a sto punto vieni qua. Tu sei potenziato al massimo. Mm, 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 mm. Mm. Mettiamoci pure 4 lancieri che male non fanno. Ok, ci aumentiamo un pochino tutto, almeno piano piano riusciamo ad arrivare alle torri, quelli là più forti. Allora, sì, però per il futuro allora, lui non prende? Prenderà. Mettiamo un altro qui. Calmi, 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 calmi. Calmi tutti. Ok, qua state messi bene, qua state messi bene. La spada non mi sembra ancora il momento di farla. Due qui. E abbiamo un'ottima economia. Ok. Vai, 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 vai. Ok, allora.
qua non la posso fare ancora. Che comunque hanno un bel po' di costruzioni in coda, eh. Vediamo al massimo se riusciamo a fare questi 3 alberi. E ce ne andiamo tutto a destra. Ok. Ottimo che ce n'è un altro. Allora, investiamo qualcosina qui. Dai che un altro po' riusciamo a resistere. Sì, 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 metti tutto nel forziere, metti. Allora, messi bene, messi bene. Ci vuole qualche altro agricoltore, ok. Allora, ok, almeno qui 3 arcieri e rallentano un bel po'. Allora, proviamo ad andare un pochino avanti. Ci fosse un altro accampamento. Ok, fino a qua eravamo arrivati. La corona ce l'ho ancora? Sì. Ok. No, brutto esempio. Brutto, bruttissimo. Super brutto. Ok, vai. Teletrasporto. Ok. A sto punto, why not? Questa sarà forse la bomba per chiudere i varchi? Non ricordo. Però va bene. Bello come lo gioco ogni volta e poi me ne dimentico. Ok, la notte è quasi passata. A sto punto, why not? Che cos'è? Tutta sta cuccagna. Allora, altri 2 qui. E questo è buono. Questa sì. Allora, vediamo quanti fondi ci danno. Vabbè, ragazzi, a sto punto. Sì, vai così.
Allora, potenziate le torri qui. Noi vediamo di stare un po' tranquilli. Monete e domani mattina faccio le torri dall'altro lato. Allora, qualche fattore con qualche moneta nuova. Qua qualcosina c'è. Sì, sì, vai, vai così, vai. Super torre, ok. Un'altra chicca di Star Wars Outlaws. Le granate sono così potenti che se le lanci ai piedi di un nemico fa così tanti danni da far sembrare i botti di piedi grotta roba super potente. Cioè sono OP le granate. E vabbè, una granata effettivamente è OP se ci riflettiamo. Ora, lungi da me difendere Star Wars Outlaws. Cioè sarebbe proprio fantascienza nel concetto più puro del termine. Però questa, naturalmente parlo di soldati imperiali e nemici semplici, cioè non voglio pensare che pure ai nemici più grossi fa tutti sti danni, dai. Allora, servono arcieri. Eh sì, servono tanti arcieri. Oh no, fatto errore. Allora, se buttate una pietra sulle nostre mura, dopo ci abbiamo un problema. Non mi sembra il caso di farlo. Allora, fammi partire qui e leggo subito per Luigi. Allora, non intendo dire che le granate sono praticamente inutili, non fanno niente come il blaster della protagonista, dove devi sparare 4 colpi per rompere una bottiglia di... What? Ma forse è un laser che si sta scaricando? Digli che deve cambiare le batterie sotto. Tipo i giocattoli per i bambini. Oh, cambia le batterie. E c'è il laser funzionante a piena potenza. Allora, qua riusciamo a settarci un attimino meglio. A sto punto facciamo 30 e 1. Vai, vai, ottimo. Anche perché qua ci può venire un'ottima difesa con la torre in mezzo. Ok, meno pietra, ci siamo arrivati. Mi servono fondi. Allora, teletrasporto, una bella fattoria piena di banconote, di monete. Qui che da un po' che non passiamo. Ok, allora, blocchiamo lui. Ecco qua, monete, tante monete. Tante monete, sì sì. Troppe monete, fermi, fermi, sudditi, fermi tutti, fermi. Vai, vai, vai. Dai. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Vabbè che c'è il super torrione, quindi...
Anche pieno con 4. Allora, facciamo così. Vediamo se riusciamo a potenziare almeno questo durante la notte. Questo, e a questo punto io direi anche questo qui. Ragazzi, non vi posso coprire immensamente, eh. Mi raccomando. Fate presto. Ragazzi, ragazzi, ci abbiamo gente, eh. Ragazzi. Ok, ottimo. Ok, sale anche il carro armato. La catapulta. Ok. Dai. Facciamo pure un altro. E facciamo pure questo qua. Crepi l'avarizia. In questo caso muore per forza perché non lo possiamo minimamente fare. Allora, 35. Ok, anche se perdiamo con questo personaggio, comunque siamo riusciti ad allargarci un bel po' i confini, quindi non è male. Sì, dammi qui, dammi qui. Allora, anche un altro. No, 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 no. Investiamo sia qui che la torre accanto. Top. E altri 2 martelletti io li darei. Ok, sono uscite pure già altre monete di là. Arcieri come se piovesse. Allora, e vediamo di qua a sto punto di potenziarci pure un pochino le mura. Troppi soldi, troppi. Oh, quanti soldi buttati. Allora, 1 e 2. Ok, torniamo di qua e lanciamo potenziamenti. Anche perché a sto punto qui la catapulta non c'è più? No, non va bene. Ci serve. Oh, quanti troppi soldi. Troppi soldi. Aspetta, devo fare così. Allora, qua difesa massima. Là la torre la stiamo facendo. Ci facciamo già pure questa qua. Facciamo uno.
Per torre. Tanto mo so altri soldi, quindi. Anzi no. Voglio provare la bomba. Non ricordo effettivamente cosa faccio. Ok, la bomba ce l'abbiamo. La devo riselezionare? Altri fondi? No. Ok, 36. Allora, aspetta che vado a prendere il resto, eh. Aspetta un attimo. A posto. A posto così. Di nuovo. Ok. Qua la torre è pure potenziata al massimo. Ah, già c'era il potenziamento per trasformarlo nella panetteria. Ok. E al momento non ci serve. Dove andate voi? Che state a fa? Di nuovo. Andiamo pure qua. Ah, ok, voi adesso siete con me. Ok. Massimo, massimo. Qua ci serve la signorina e non ce la siamo andati a prendere. Eh sì, riparate prima le torri. Posso dare altri due stendardi adesso? Secondo me fare la bomba è stato un guaio più che altro. Vabbè, c'ho i lancieri, le difese ce l'ho. Ok, vediamo di salire da quest'altro lato allora. Grazie. Facciamo fare pure una di queste per sicurezza. Aspetta, aspetta, fermi, fermi tutti. No, non li buttare, servono. Ce la facciamo? Assolutamente no. Allora, fate questa e iniziamo a salire anche di qua. Ecco, poi uno e due. E già c'è pure un bel torrione da tre. E ci settiamo qua proprio belli, comodi, comodi.
spera solo che gli altri riescano a salire presto. No, ottimo, ottimo. No, troppo. E lanciamo pure il potenziamento qua. Vai, dammelo. Ok, a posto. Penso che gli altri stiano salendo. Ok, stanno facendo qua. Ok, però comunque c'ho qualcuno attivo lì che mi sta costruendo le cose. Ok. Appunto, facciamo tutto. Ok, vai così, vai, vai, salite, salite. Però se iniziate adesso ce la potete fare. No, mi sa che non ce la fanno. Ci tratteniamo un pochino qua. Allora, se voi ce la fate, siete dei grandi. Posso far guadagnare proprio pochissimo. Oh no! Allora, appunto, voi tornate di qua. Ce la fate a fare pure questo. Ottimo, ottimo. Allora, un attimo che vado a prendermi qualcosa da mangiare. Datemi 2 secondi e torno subito. Allora, un attimo che rimetto la chat e mi rimetto la cuffietta, perché sennò problemi. Ok. Mm. Ma dove voglio andare? Però siamo riusciti a risalire un bel po'.
Più avanti di qua cosa c'è? Per il momento il mio obiettivo sono le gemme. Una volta prese quelle possiamo tornare nelle isole precedenti e sbloccare i potenziamenti che ci mancano. Mm, 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 mm. Guarda per uno. Ok, questa me la migliorate. Ok. Sì, alla fine anche se perdiamo, ce li portiamo per la generazione successiva. Mm, ok. No, troppi soldi. La bomba quindi la spostano già in automatico al confine, ok. Minchia, no, aspetta, fermi, fermi. Troppi soldi di qua. Sì, 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 certo, certo. Allora, a sto punto, proprio li dobbiamo buttare. Ecco qua. A posto. No. Allora, altri tre presi. E di là siamo un attimino a posto. Qua pure non è che siamo messi male. Qua siamo messi benissimo. Allora, dobbiamo migliorare assolutissimamente qui. Iniziare a fare anche uno. Ok, come faccio a lanciare l'attacco adesso?
Mettiamo la bomba, esplode direttamente. Ok, gliela porto con immenso piacere. Forza ragazzi. Sì, a sto punto. Sì, vai, vai, così. Finito? Ottimo così. Allora. Si sono incazzati, giustamente. Mi sembra giusto. Ragazzi, tutti indietro. Distruggendo i portali escono meno nemici durante la notte. No, 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 ragazzi, tutti indietro, tutti indietro. Merda, questo è il problema grosso. Questo è il problema grosso. Ho perso tutte le truppe. No, no. Errore, errore. La bomba va fatta solo alla fine, è vero. Sì. Oh, strunzo. Morti. Non devono prendersi la corona. Quindi, nessuna corona, nessun monarca. Quindi dobbiamo ricominciare dall'inizio. Però, quello che ho fatto nelle varie isole, i potenziamenti, le difese che ho fatto, qualcosa già ce lo troviamo. Quindi noi adesso passiamo alla generazione successiva. Però non è che dobbiamo ricominciare tutto il gioco dall'inizio. Allora, riprendiamo principe con pennacchio. Pennacchio verde. Allora, ripartiamo dal primo. Ecco qua, questa è la prima isola. Quindi qua già avevamo il villaggio potenziato e sistemato un pochino. A sto punto dobbiamo soltanto ritornare in forze. Allora, a sto punto pure questo qua di base. Vediamo di mettergli l'ultimo aggiornamento, almeno così siamo tranquilli. Allora, anche perché devo capire se riescono ogni volta quando perdiamo. Quindi, agricoltori, costruttori. 4, 5. Ok, e va bene così. Allora, sì, sì, date i soldi, non vi preoccupate. Dai i soldi. Allora, iniziamo a fare un primo checkpoint qui. E ne abbiamo altri 3. Quindi di qua siamo tranquilli. Beh, che la prima notte, anche perché il conteggio adesso riparte da 1. Quindi la prima notte è tranquilla, non dovremmo avere problemi. Allora, a questo punto, pure sacrificando questa generazione, vediamo di potenziarci al meglio già qui. Così ogni volta che ritorniamo al principio già possiamo subito risolvere quest'isola qui e andare alla successiva. Allora, agricoltori e un paio di arcieri che effettivamente iniziano a servire.
Ok, grazie. Ok. Mettiamo anche un altro agricoltore. E via così. Allora, questo magnifico punto. Voi avete pecunia? Faccio un cazzo. Gli diamo l'ordine di costruzione più avanti. Aspetta. Prima aumentiamo il potere delle frecce. Così fanno più male. Ok. Facciamo un checkpoint intermedio qui. Così guadagniamo un po' di tempo per domani. Ok, questo è il limite della mappa. E ritornano i portali. Quindi la prima volta vanno rifatti ogni singola volta. Ok. Allora, l'ultima scappella è qui. Facciamo così. Ci chiudiamo un attimo qua. Il monarca scorso ha insegnato che non si è mai abbastanza difesi. Il monarca scorso ha anche imparato finalmente come utilizzare le pietre e cosa che non riuscivo a trovare il punto per sbloccare il potenziamento con il monarca precedente. Quindi siamo arrivati ad una indecorosissima morte per Luigi. Lui adesso è un ulteriore discendente che sa, gli è stato tramandato tutto. Quindi noi passeremo dalle difese semplici a difese molto più elaborate. Almeno così ogni volta che si resetta la generazione non dobbiamo ripetere tutto sto casino. Diciamo l'obiettivo adesso è sbloccare i potenziamenti presenti sull'isola per portarli anche nelle isole successive. Andare alla prossima e fare lo stesso. Il problema è che sbloccando adesso i potenziamenti ed essere riuscito a fare un bel po' di difesa, mo diciamo devo rifare tutte le isole in ordine. Questa è la modalità normale di gioco. Poi ci sono isole speciali con condizioni particolari, vari DLC a tema. C'è lo stesso gioco, soltanto che c'è... Aspetta, fai vedere se te lo posso far vedere. Guarda, iniziamo un'altra campagna. Facciamo una nuova partita. Così ti faccio vedere direttamente. Allora, abbiamo la modalità normale, quella là che abbiamo visto finora, il gioco base. Con gli Shogun, tutto a tema Giappone feudale. Altra modalità. E altri due che non ho ancora mai preso. Quindi, mo ci facciamo questa qui a difficile. L'ho ripreso perché è uscita la 2.0 che ha aggiunto un botto di cose. Ecco qua. Ancora una volta il monarca ci rimprovera. Allora. Dai, però fammi saltare il tutorial, dai. Allora. Abbiamo le monete. Facciamo cadere le monete. Prendete l'arco. Ecco, così vedi una nuova partita dal principio com'è. Gli arcieri difendono durante la mattina, perché il gioco si divide in mattina e notte. La mattina gli arcieri cacciano e riescono a procurarci qualche moneta, quindi male non fanno. I costruttori costruiscono.
E la notte appaiono i grid che sono quei mostriciattoli che vogliono rubarci la corona. Insomma, è un salvataggio nuovo, zero. Allora, facciamo costruire pure qui. No, c'è il tutorial, giustamente. Rimani qui e togli l'albero. Dai che ci sono altri due lì, dai. Ci sono degli accampamenti dove possiamo trovare dei giovani sopravvissuti. Ok, grazie mille. Faccio gioca. Allora, merda. Allora, all'inizio possiamo fare veramente pochissimo. Allora, iniziamo a farci le difese. E vediamo se riusciamo ad esplorare. Allora, tu hai cacciato un po' per bene. Iniziamo a disboscare un pochino di qua. Ogni... dico albero, ma vabbè. Ci dà di sicuro di nuovo una moneta, ma ci sono alcuni alberi che te ne danno due, quindi comunque riesci a prendere anche qualcosina liberando il percorso. Ok, il mercante all'inizio è ottimo, che ci dà un po' di monete e lo possiamo mandare in esplorazione e ci dà qualcos'altro il giorno dopo. Allora, la base è inutile potenziarla adesso. Mettiamo doppio costruttore. E iniziamo a pulire tutto. Allora, e dobbiamo iniziare ad avanzare ed esplorare ciò che ci circonda. L'obiettivo è quello di costruire la barchetta e andare nella prossima isola. Però l'obiettivo principale sarebbe quello di sconfiggere le caverne e le grotte da dove e i portali da dove provengono questi grid. Piano piano espandersi, combattere e liberare tutte le isole. Allora, difesa di là, difesa di qua e ci potenziamo il campo. Almeno ce l'abbiamo di livello 2. Allora, ok, una semplice protezione. Ok, facciamola di livello 2. Ok, per potenziarla ci serve l'upgrade della pietra. Ok, tu vieni qui subito. Facciamo arciere. Almeno così ne abbiamo due da un lato e uno dall'altro e riusciamo a stare un pochino tranquilli. Allora, rischiamocela un po'. Che la prima notte non dovrebbero venire. Invece è difficile e vengono mortacci loro. Allora, postazione d'arciere. Visto che loro non escono fuori a costruire perché sanno che ci sono i nemici, almeno ci potenziamo all'interno. Vai arciere. Ottimo. Ok, mo non dovrebbero venire più, quindi possiamo salire. Allora, ci sono anche delle casse sulle varie isole. Quindi se riusciamo a trovarne una con delle monete d'oro, è cosa buona e giusta. No, però ci sono altri cittadini, ok.
Almeno ci rinforziamo un pochino. Per come sono fatto io prima di passare un'altra isola. Non riesci a farlo alla prima run. Perché tipo, noi adesso abbiamo il potenziamento massimo di livello 2. Per sbloccare i potenziamenti di livello 3 ti serve andare su un'altra isola e sbloccare prima il potenziamento della pietra. Ecco la cassa. Ecco la cassa. Zitti, 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 zitti tu. Sì, sì. Ok, adesso dobbiamo tornare immediatamente indietro. Ci sono un po' di passaggi da fare. Allora, il cavallo si è stancato. Riprenditi un pochino. Beh, che è mattina presto, quindi il problema non c'è. No. Ok. Allora. Si riesce a farlo al 100%, ma ci vuole un pochino di tempo. Ho detto, sto pensando di portarlo un pochino adesso perché qua è rilassante. Allora. Insomma, è proprio l'inizio. Cioè, ho iniziato il salvataggio in live. Allora, quello dove ero arrivato nel gioco base. Quindi comunque serve trovare la pietra e la pietra rossa. Ma non ricordo qui nella modalità Shogun. Penso che sia comunque la stessa cosa. Dovrebbero essere 2, forse 3 livelli. Oh, grazie. Tu vai fuori. Allora, facciamo un altro arciere. Martellone. E potenziamoci di nuovo la base. Almeno possiamo iniziare a fare i campi. Allora, innanzitutto qua ce ne sono 2. Datemi le monete. Ok, allora, arciere qui. Facciamo un altro arco. Almeno così siamo un pochino difesi meglio. Allora, a sto punto pushiamo tutto a destra perché a sinistra non penso ci sia altro. Cioè, è troppo lontano, non ci conviene andare così lontano. Allora, tornate tutti. Costruttori, ok. Facciamo la torre già un pochino più alta così loro sparano meglio. Facciamo sia di qua che di qua. Almeno il punto centrale ce l'abbiamo un attimino sistemato. Un attimo solo, torno subito.
E rieccoci qua. Allora, perdonatemi. Allora, a questo punto la notte venne. Dai, che è solo uno. Ok. Allora, la cosa importante adesso è farci le fattorie. Che come abbiamo potuto vedere prima, le fattorie danno un bel po' di soldini. Allora, andiamo a salire pure di qua. Ok. Beh, ragazzi. Beh, ragazzi, che questa la vinciamo, vai. Allora, aspetta. Mi metto la chat. Allora. Le ondate di grid aumentano di intensità con l'andare del tempo? Sì, ogni giorno diventano sempre più difficili. E poi ci sono ogni tanto le notti rosse dove vengono proprio incazzati neri per lui. Prima ho resistito ma mi hanno buttato tutto giù. Allora, approfittiamo che è mattina presto e liberiamoci un altro po' la zona. Qua possiamo costruire le case. Non ci vuole più una moneta per prendere nuovi cittadini, ma ne servono 5. Però appaiono più spesso e appaiono sempre. Quindi l'importante è che piano piano portiamo avanti il villaggio. Vai. Sì, vai, vai, togliete tutto. Vediamo già di andare un pochino più avanti. Ok, togliete pure questi qua. Allora, a sto punto facciamo così. Visto che già è uscito l'agricoltore, noi prima che passa la giornata ci prendiamo i soldini qua e mandiamo lui di nuovo fuori. Allora, dobbiamo avanzare subito anche di qua, e non gli facciamo perdere un po' di tempo con la difesa, anche perché a parte le notti rosse, quando finisce la notte i nemici tornano indietro. Le notti rosse bisogna eliminarli per forza tutti. Le altre notti ci basta resistere fino alla mattina. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4 agricoltori e ci serve trovare il punto favorevole per una fattoria. Allora, una sta qui, ma è un bel po' lontana. Allora, ragazzi, solo un attimo e vi faccio lavorare. Boh. Allora, aspettiamo che passi la notte a sto punto. No, calmo, calmo cavallo. Ok, ok, ottimo. Una volta che hai sconfitto l'ondata, comunque puoi comunque già avanzare. Allora, noi dobbiamo arrivare qua. Dobbiamo arrivare qua e metterlo anche in sicurezza. Allora, vai subito. Sai quante parolacce ci sta dicendo? Sotto la pioggia di notte, quei demoni che sono nella foresta e noi lo mandiamo a tagliare gli alberi. Vai. Dai, dai, dai.
Dai ragazzi. Ok. Allora, la cosa migliore sarebbe quella di riuscire a fare anche una torre. Almeno ci chiudiamo dentro e gli facciamo lavorare in grazia di Dio. La torre è qui, il pezzetto di terreno è qui. Dobbiamo vedere di spingerci almeno fino a qua. Ok. E gli facciamo anche la casetta. No, non gliela facciamo. Adesso sì. Ottimo. Vai così che siamo a metà giornata, vai. Fate presto. Ok, già hanno iniziato a lavorare, ottimo. Dai, libera qua. Ok. Dopo che si è liberata una zona devono sparire un pochino gli alberi e il paesaggio dietro. Dai. Ok, vai ragazzi. Tanto sono i primi due potenziamenti, quindi non ci mettete neanche tantissimo. Ok. Vai così. Vai. Ok. Vedi sopra c'è il simbolo della pietra. Fino a quando non troviamo il potenziamento grosso della cava di pietra non possiamo farne altri. Quindi, ragazzi, togliete pure sti tre a sto punto. Intanto l'esercito starà salendo. Ok, allora un attimo solo. Ok. Allora, voi state farmando. E questa è cosa buona e giusta. Allora, visto che voi già avete iniziato qui, iniziamoci a fare casetta. Qua al momento dovremmo stare bene. Tornato Giovanni. Ciao Giovanni. Giovanni adesso non tornerà più. Quindi mo i nostri. Ok, ora dobbiamo salire un pochino di qua. Facciamo uno. Facciamo due. Facciamo tre. E ci togliamo anche tutti gli alberi di qua. Ok. Tanto non è neanche giorno. Ok, adesso è giorno. A posto. Ok, a destra stiamo andando bene. A sinistra anche. Almeno qua di livello 2. Poi gli altri li potenziamo col tempo. Allora, dammene subito altri due. No, no. Ah, ok. Ok, almeno così con due torri alte vicine riusciamo a trattenerli un bel po'. Peccato che non c'è una pietra. Ah no, aspetta, aspetta, aspetta. Fermi, fermi. Qua ci può uscire veramente una bella basetta. Allora, fattoria. La troviamo fatta per dopo. Vai, postazione arciere.
Serve solo una moneta. Ah, faccelo cazzo. Grazie mille. Ok. Facciamo anche la torre più alta. Dai. Vai ragazzi. Facciamo anche fattoria casetta. Ok, per essere al quinto giorno qua siamo messi benissimo. C'è anche l'arciere. Ok. Allora, se qua al momento lasciamole così, tanto dovremmo riuscire a fermare le ondate tranquillamente. Ora dobbiamo prendere altre persone. Allora, intanto qua, bravi gli agricoltori. Anche se qua non hanno avuto ancora modo di aggiustare, cazzo. Ci servono... Ci servono costruttori. Speriamo che regge. Aspetta. No, no, falso allarme. Fermi, fermi tutti. Finta. Abbiamo scherzato. Ok, l'ha riparata giusto in tempo. Ok. Eccolo qua. Ragazzi, un po' di mira migliore, possibilmente. Vai. Vai. No. No, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, dove cazzo sparate? È uno, è uno. Uno su 1000 ce la fa. E questo ce l'ha fatta. Prendiamo Nate e batte. Allora. Facciamo aggiustare qui. Iniziamo anche a far fare la torre per l'arciere. Allora. E contemporaneamente facciamo pulire tutto qui. Prendiamo anche la cascia e salviamo queste due povere anime tormentate. 1, 2. Ok. Allora, costruttori ci servono. Ci servono costruttori. Sia per le un costruttore e un arciere per essere un attimino più tranquilli. Ok. Che ne pensi, Pierluigi? Ti piace, ti rilassa? È simpatico come titolo. Allora, un martello e un archetto. È impegnativo, però comunque a me mi rilassa molto. Uscito ieri o oggi, ma non ricordo. L'ultimo DLC a tema mitologia greca. Con alcune cose nuove all'interno, mi è sembrato. Quindi, ho detto, iniziamo a rifarci un pochino la mano, così sta pure 8 euro. Non è che sta tantissimo. Allora, di qua non ci conviene fare ancora niente. Di qua siamo difesi abbastanza bene. Allora, vediamo di spingere a destra. Anzi, a sto punto, visto che siamo qua, potenziamo già questi di livello 2 e facciamoci anche la torre un pochino migliore. Perché più di questo non possiamo fare al momento. Quindi o questo come difesa o questo.
Grazie. Ti dico solo che è arrivato ad un certo punto dei giorni, entra l'inverno, le fattorie non producono più cibo, trovi dei cespugli dove si riesce a prendere qualcosina. Quindi ti devi regolare anche su come ottenere monete. Oh, aspetta. Vieni, Giovanni, vieni. Corri, Giovanni, corri. Ti proteggio io. Allora, a Giovanni e a Francesco facciamo un altro agricoltore e facciamo un altro arciere. Vai così. Facciamo anche la torre di livello 2. Qua non vengono? Vabbè, io faccio iniziare ad avanzare un pochino. Allora, possiamo un pochino esplorare e vedere se c'è qualcosa. Allora, questa è un'abitazione particolare, quindi ci servono le gemme. E si sblocca un potenziamento. Ora, se riusciamo a trovare le gemme, a sto punto, visto che è mattina e io sono arrivato fino a qua giù. Ok. Siamo molto lontani. Però c'è un'altra cassa. Aspetta. Allora, approfittiamo della cassa e torniamo indietro. Anche perché comunque loro, per quanto noi possiamo correre per un po', sono veloci, quindi ad un certo punto ci prenderanno. Senza esagerare, siamo un monarca giusto. Poi li mandiamo in giro nelle foreste di notte, però questo è un altro discorso. Allora, ok. Vieni qui tu. A sto punto, intanto hai marcato tutti gli alberi e questa è un'ottima spesa. Sì, comunque il tempo di andare laggiù e poi tornare non trovano i nemici, quindi riusciamo ad ottimizzare un pochino il tempo. Vorrei riuscire a togliere anche tutto questo, almeno fino a qua. E poi domani vediamo di alzare la barricata qua. Che così possiamo iniziare a far costruire la nave e cambiare isola. Quello della pietra di sicuro non c'è sul primo. Quindi tanto vale a sto punto che ce ne andiamo da quello, lasciamo in sicurezza. E poi eventualmente dopo torniamo, anche perché dalla selezione dell'isola tu puoi vedere o cercare di capire un attimo i potenziamenti quali sono. La cosa che mi piace è che non c'è HUD qua. Non c'è in questo gioco. Puoi capire facilmente tutto osservandolo. Vai, togliete pure questo. Ottimo. Sì, io mo, visto che sta venendo la notte e siamo un bel po' lontani, questo però me lo dovete togliere. Non può rimanere solo quest'albero così. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda, preferisco investire 5 monete. Poi li faccio continuare a lavorare. E a questo punto iniziamo ad avanzare di qua. Dai.
Facciamo qui la sosta di livello 2. Ci copriamo qui con entrambe più la torre. E qua iniziamo ad aggiustare la nave. Questa di livello 2. Torre un pochino più alta. Allora, iniziamo a far togliere tutti gli alberi da qua. Nave già stanno aggiustando, non ancora che sono pieni di lavoro, giustamente. Allora, liberate qua. Liberiamo al massimo fino a qui. Come così, ok, a breve dovrebbe venire Gianmarco e switchiamo subito a persona 3. Gli dobbiamo dare proprio una botta. Che cos'è tutti questi soldi? Calmi. Allora, nel frattempo, mentre loro fanno la barca, noi vediamo di qua dove possiamo potenziarci. Allora, ci possiamo potenziare altri 2 concittadini. Facciamo alzare anche questa qua. Facciamo innanzitutto un costruttore perché siamo lenti a costruire le cose. Facciamo anche un altro agricoltore. Ok, dovrebbe venire quello. Facciamone un altro. Ci facciamo qua. Ok, qua non siamo messi male. Allora, qui ci dovrebbero essere un bel po' di monete. Ok, allora. Qua va bene. Abbiamo tutte le difese al massimo qua per quello che ci possiamo permettere. Facciamo l'aggiornamento pure della base. A posto. Ecco qua. Il prossimo, giustamente, non lo possiamo ancora fare. Allora. Mettiamo un altro archetto. Ok, il piano. Facciamo finire la notte. Suoniamo la campana e riempiamo la nave e ce ne andiamo. Così possiamo portare un paio di truppe nell'isola successiva. Quindi partiamo un pochino in vantaggio. Allora, sti soldi non li voglio buttare. Quindi, Savasandir. Iniziamo ad aggiustare l'abitazione qui. Facciamo la base. Facciamo qua. Visto che siamo pieni di soldi. Qui è qualcosa per gli arcieri. Posso fare qualcosa a qualcuno degli alberi qui? Sì. Ok. Allora, qua salite. Giorno 9. Potenziate pure questa. La barca l'avete fatta? Ok, per stare qua. Non ancora. Allora.
Non ti fermare, non ti fermare. Serve un altro costruttore. Allora. Oh, la voce quella... Oi, no hablo español, sorry. Do you speak English? Pierluigi, parli spagnolo per caso? Non ho capito, non ho proprio capito cosa ha detto. Ok, a posto. Hola, Hilda. Pierluigi, a te sulla chat di Twitch è arrivato anche il messaggio che è arrivato su YouTube? Giusto per capire se sta funzionando un attimo tutto bene, se c'è pure un'altra fattoria a sto punto. Perché no? Ok, però è settato e li dovrebbe fare. Perché non li manda? Ok, domani mi devo mettere a capire questa cosa. Dai, fate nave. Ok, fatto. Allora, truppe a bordo. Almeno un altro paio di arcieri servono per forza. Madonna, quanti soldi mi fai buttare adesso? Dai, che ce ne dobbiamo andare. Forza, forza. Forza, ragazzi. Ok, andiamo così. Ok, allora. Dalla prima isola ce ne siamo andati. A posto. Ecco, qui c'è il potenziamento della pietra. C'è il miglioramento per l'arco, però ci sono 0 gemme. Qui potrebbe esserci qualche gemma, al momento non lo sappiamo. Allora, seconda isola. Siamo approdati. Dobbiamo ricostruire la base velocemente. Ok, allora. Mettiamo la base qui. Subito le difese. Quindi una qui, la torre. 1 e 2. Altri 2 costruttori, tanto arcieri ne abbiamo. Un altro qua. Ok, almeno ci mettiamo in difesa. Ok. Iniziamo un attimo a potenziare la base così possiamo sbloccarci gli agricoltori. Ok. Ok, e ci siamo messi in difesa. Allora, mo dobbiamo vedere di avanzare un pochino. C'è di nuovo il mercante per fortuna qua. Dai, dai che vediamo di fa anche la zona qui. Ah, dammi monete, dammi monete. Dammi monete che ce ne sono 2 qui. Ce ne sono 4 addirittura, 2 accampamenti vicino. Che culo. Ok. Vai, vai così, vai così. Vai, vai. Ok, veniate, veniate.
No, effettivamente non mi conviene. Dove sta calando la notte. Allora. Ok, moneta a te. Non ce la facciamo. No, invece sì. Che culo. L'importante è avere almeno una moneta per rompere gli alberi e iniziare a fare qualcosina, se si resta completamente a secco. Ora, vediamo se arriva qualcuno e subito ci buttiamo verso destra. Dobbiamo allargare la base per far uscire la zona d'agricoltura è già qui, è dove ci sono questi fiumiciattoli. Quindi dobbiamo cercare di spingerci almeno fino a lì. Cittadini ne abbiamo. E iniziamo ad incassare qualche moneta. Ok, allora. Dai, dai. Vai così. Vai. Dai, dammi due monete, almeno ne facciamo salire pure un altro e velocizziamo. Sì, le pareti danneggiate, quando è mattina, i costruttori le vanno un attimo a riparare. Ecco, vedi? Ecco qua, riparata. Dobbiamo vedere almeno di chiudere la zona per l'agricoltura. Anche se qua, a parte che è bella lontana, chiudere qui, avere la fattoria vicino, comunque va bene lo stesso. Giusto perché comunque è l'inizio. Ok. Quello di qua ha tolto tutto. Vai così. Ok, almeno qualche moneta l'abbiamo fatta. Allora, facciamo iniziare a costruire qua. Monete voi niente, giustamente. Almeno così dovrebbe uscire il capanno per l'agricoltura. Allora, iniziate a fare qua. E ci servono tre monete. Almeno per. Ok, voi niente. Ok, a posto. Corri, 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 corri. Allora, potenziamento fattoria. Quando c'è solo il pontile, gli agricoltori vengono, producono e poi ritornano all'accampamento, alla zona accampamento più vicino, in questo caso il centro della base. Riuscendo a fare la casetta, si intrattengono lì. Quindi perdono meno tempo la mattina andando avanti e indietro per andare sui campi. Quindi dovremmo vedere di fare almeno. Abbatti il cervo per piacere. Abbatti il cervo. Grazie. Grazie. Allora, iniziamo a far uscire un agricoltore. Almeno così lavoro e ci teniamo una moneta per disboscare un pochino gli alberi. Allora, avendo fatto la zona destra, torniamo a quella sinistra e vediamo di salire anche un po' di là. Anche perché dobbiamo cercare il potenziamento della pietra adesso. Anche perché le isole non sono sempre identiche.
quindi bisogna trovarli gli obiettivi. Ok, grazie. Ok, grazie mille. Allora, iniziamo a togliere tutti gli alberi di qua. Ok. Due, tre. Ok, altri 4 cittadini. Questa è andata proprio di culo per Luigi. Quindi noi, avendo sconfitto velocemente l'Orda, possiamo utilizzare pure la notte per spingerci un pochino avanti. Ok, ok, ok. Ok, dai che riusciamo a togliere tutto sto pezzo, dai. Allora, io qua lo farei pure. Ok, allora prendiamoci le monete da qui. Facciamo almeno il potenziamento di livello 2 della torre. Allora, e direi qua, una volta che facciamo anche la torre un pochino più alta, siamo a posto. A te ti mandiamo subito in una scoperta e ci facciamo un altro agricoltore. Ok. Ora l'obiettivo è fare 8 monete per fare la zona qui. Anche perché così si sposteranno soltanto di notte quando vedranno i nemici. Se io volessi salire qua, forse c'è una pietra nascosta qua sotto. Vabbè, comunque abbiamo 2 agricoltori. Qualche moneta inizia ad entrare. Ok. Allora, un attimo soltanto. Ok, allora. Ci serve almeno un'altra moneta. A sto punto ci conviene. Allora, di qua pure sono saliti. Vediamo se hanno raccolto qualche moneta. Ok. Eccoli qua. Eh no, questo è il problema. Ci serve qualche arciere. Cacca. Vai. Ottimo. Che culo. Allora, vediamo se ne sono usciti altri. Niente, qua l'accampamento si è rotto. Eccolo qua. Ok. Altri 2 e voi vi faccio diventare arcieri.
Giorno 12. Allora, 2 arcieri. Meno così. Di qua la fortezza però l'hanno distrutta. No bueno, no bueno. Giustamente non c'erano abbastanza arcieri. Allora, fatti il pezzettino tuo di terra lì. Non è che dobbiamo rifare la barriera. Dai. Dai. Ci sono manco animali in giro, quindi questi non cacciano niente. Oh, uno. Ce ne vogliono due. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Allora. Guarda, se ci riesci anche tu, faccio fare anche la torre. Ok. Dai, dai. Dovrebbe darmi il raccolto questo e forse pure l'altro, attenzione. Ottimo. Cazzo, per una moneta. No. Ok, dai, finisci tu. Finisci. Finisci il raccolto, no? Finisci di lavorare. Ok, grazie mille. Allora, di qua siamo coperti. Io direi altri 2 arcieri che male non fanno. Anzi, altri 3 arcieri. Adesso abbiamo un altro cittadino senza fare un cazzo. Tu dare moneta. Potenziamento. Ok, giusto giusto. Allora, un attimo solo. Ok. Almeno abbiamo già la base potenziata per dopo. Allora. No, si è ciullato la moneta. Ok. Allora. Saliamo a sinistra. Ce n'è pure un altro? No, è un capanno. Ok. Ce n'è manco uno nascosto da qualche parte. Ok. Sì. Almeno possiamo iniziare a prenderne altri un pochino più facilmente. Allora, ragazzi belli, fate qua. E a sto punto mi terminate anche qui. Oh, vieni, vieni, vieni. C'è l'accampamento che ti aspetta. Allora, qua non ci conviene ancora farlo. Qui ci conviene fare un altro arciere.
E qua stanno lavorando tranquillamente. Bravi, bravi. A sto punto puliamo pure di qua. Magari uscisse, non dico tanto qua, la possibilità di fare una torre e chiudiamo tutto. Cioè abbiamo la possibilità di fare due fattorie. Niente? Manca una monetina? Allora, potenziamento fattoria. Dai. E ragazzi che state lavorando benissimo. Vai così, vai così, vai così. Ok. Ragazzi, solo questo e bene tornati indietro. Solo questo. Bravi. Come sono bravi sti ragazzi. Niente. Una base per la torre non c'è. Ok, quindi ci dobbiamo un attimino arrangiare di qua. Ok. Allora. Mettiamone un altro a sto punto. E domani vediamo di salire da quest'altro lato. E possiamo vedere di fare già i due potenziamenti lì e continuiamo a salire. Mira, un po' di merda, però va bene. Ok. Allora, partiamo subito con uno. Uno, due. Uno, due e tre. Ok, oggi grandi lavori di qua a sinistra. Merda. Notte rossa. Forse ce la possiamo fare. Forse ce la possiamo fare. Allora, vediamo se riusciamo già. Ok. Meno con la torre alta, se si mette un arciere là sopra, ci pulisce già un pochino la zona prima. Poi, questo qua di livello 2. Cazzo. Ok, allora terminiamo sta giornata e inizio a staccare, così preparo già i titoli e tutto per persona, così come arriva Gianmarco partiamo a bomba. Ah, guarda dove è uscita. Dai che ce la fate giusto in tempo, dai. Dai, fate presto.
Mi sa che è arrivato Gianmarco. Ho sentito la porta. Dai. Ok, le truppe ce la fanno a salire? Allora, un attimo soltanto. Allora, eccoci qua, è arrivato Gianmarco, quindi io per Luigi stacco velocemente così attiviamo subito persone, proprio immediatamente. Salva ed esci. Ci vediamo tra 5 minuti.